Parliamo di questa manifestazione che oggi i lavoratori della sanità stanno facendo qui davanti alla sede della Direzione Generale dell'ASP di Agrigento. Ecco, quali sono le tematiche che voi chiedete, cosa chiedete alla Direzione Generale dell'ASP? Noi stiamo sollecitando l'azienda sanitaria per tutta una serie di tematiche legate ai pagamenti principalmente dello straordinario e delle prestazioni aggiuntive per le attività svolte sia Covid che non Covid, nonché anche dei bonus, quelli previsti. La Regione dice che doveva dare le risorse che dovevano soddisfare il pagamento di questi lavoratori, però ci rendiamo conto che le risorse sono insufficienti e pertanto dobbiamo noi chiedere anche alla Regione un rimpinguamento delle risorse. Abbiamo richiesto nel corso del tempo diversi incontri all'amministrazione per anche risolvere altre problematiche come quelle legate alla mobilità interna, cioè i trasferimenti interni, perché con le nuove assunzioni anche temporanee si sono occupati dei posti che poi alla fine potevano essere utilizzati per il personale a tempo indeterminato. È una battaglia che noi stiamo facendo da diverso tempo sulla mobilità, da circa un anno, non abbiamo risposte. Abbiamo chiesto al prefetto di un incontro per chiarire tutte queste problematiche. Speriamo che nel breve l'amministrazione ci comunichi e con le risorse che dovranno arrivare anche alla Regione soddisfare le esigenze. I lavoratori non possono più aspettare perché già da diverso tempo che aspettano, da un anno. Hanno detto che avrebbero premiato i lavoratori della sanità, non vediamo noi nessun premio da nessuno. Ecco, oggi manifestate qui davanti l'ASP di Agrigento per delle criticità. Sì, le criticità sono dei problemi che abbiamo ampiamente rappresentato ormai da diverso tempo a questa amministrazione. Il management di questa azienda con la direzione strategica ha dato sempre massima disponibilità al dialogo, al colloquio, ma purtroppo per ragioni che ancora non comprendiamo, forse per qualche anello della catena nella amministrazione qualcosa si è interrotto e ad oggi tutto il personale operante per il servizio della pandemia, a fronteggiare la pandemia già dall'anno scorso ad oggi, non ha ricevuto alcun ristoro, a partire dal premio, il famoso premio Covid che era stato promesso a tutti i sanitari, alle prestazioni aggiuntive che tutto il personale ha dovuto fare per sobbarcarsi turni anche di 18 ore. Questo è ovvio, è sempre stato il problema della carenza del personale è sempre stato caricato sul personale, che non si è mai tirato indietro, ma ad oggi noi organizzazioni sindacali purtroppo siamo costretti a scendere in piazza e a rappresentare questo problema oggi con questo sit-in e stiamo anche aspettando la convocazione del signor prefetto perché andremo a rappresentare anche al signor prefetto queste nostre lamentele. Tenga presente che tutto il personale che ha fronteggiato la pandemia, che a tutt'oggi garantisce il servizio di emergenza 118, non ha ancora ricevuto nessun pagamento. Per cui per questo e ovviamente molti altri problemi siamo stati costretti e siamo costretti oggi ad essere qua in piazza. Anche quelli relativi che lavorano al Palacongressi? Quella è la campagna vaccinale ed è un problema che è sorto questo anche adesso perché anche lì abbiamo un problema di fondi, stiamo cercando di capire quando sarà pagato e quando sarà pagato, perché lì c'è un accordo regionale che prevede il pagamento di 30 euro l'ora per il comparto e 60 per la dirigenza. Ad oggi purtroppo questo non è stato possibile, non riusciamo a capire il perché. Tutto il personale sta lavorando in questo momento sempre con la grande incognita se verrà pagato e quando verrà pagato. Il vostro è un sindacato autonomo che notevolmente ha contribuito anche alla causa relativamente a questa protesta di oggi? Sì, siamo uno degli artefici di questa protesta di oggi assieme a CGIL, Will e Nursind. Noi abbiamo raccolto le istanze dei lavoratori nel tempo con delle assemblee già fatte precedentemente e anche con delle riunioni in sede in cui i punti che abbiamo messo nell'avvertenza di oggi sono diversi, che vanno dalla carenza di personale alla mancata liquidazione di compensi spettanti e mancati atti deliberativi che ancora si protraggono nel tempo. Sulla carenza di personale vorrei ricordare che ad oggi a questa amministrazione sono stati banditi degli avvisi per sopperire alle carenze dei LEA su vari fronti, dagli infermieri agli OSS
agli ausiliari specializzati, però ancora oggi tutto sembra fermo. Già sono passati circa 3 mesi da quel bando, non abbiamo avuto nessuna risposta. Allora, brevemente, anche voi avete sostenuto questa manifestazione per i lavoratori che non ricevono i salari da diverso tempo? I lavoratori non ricevono la liquidazione di alcune prestazioni effettuate come campagna vaccinale e come ristoro da parte della Regione sia a livello nazionale che regionale. Noi chiediamo che questa liquidazione venga effettuata più presto e venga effettuata pure la mobilità interna che il personale aspetta da 2 anni.